Vedete qua la fierezza di queste donne di Biti con il gruppo Folkus Asprennas. Caratterizzato da quello che Matteo, ovviamente sì, lasciate. anche nel gruppo di Biti vediamo in prima fila le donne indossano tutto il costume da sposa. Anche qua colori molto sgargianti, molto sgargianti con intarsi di terciopelo che a Biti viene chiamato giuvernizzato. Adesso la seconda fila indossano già veste, che è un costume domenicale o comunque non importante quanto quello da sposa, ma sempre letteralmente tradotto da mezza festa. veste, sì, che comunque è meno importante, ma è sempre cucito e ha tanti intarsi di terciopelo, come possiamo vedere su di spalle anche nelle gonne surfruninze. Cioè è un abito elegante ma non quello da festa. Non è l'apice, non è proprio quello. Adesso possiamo vedere sul zippone che sono tutti ricamati e abbelliti con intarsi di terciopelo, di sarfettas, che sono dei nastri stupendi anche i volti di queste amazzoni che appartengono al gruppo di Bitti. Guardate che fierezza nel domare questi animali, perché lo ricordo sempre, non esiste cavalcata se non ci sono cavalli e cavalieri amazzoni. Insomma, davvero un applauso e complimenti a queste donne di Bitti, davvero molto eleganti e coinvolgenti. E adesso andiamo a Dorgali, ci rituffiamo di nuovo nella provincia di Nuoro. Infatti, come possiamo notare, abbiamo anche già notato che da quando siamo entrati in provincia di Nuoro i costumi da uomo sono più facili da individuare per comune, mentre i costumi logudoresi